Non era raro in una conversazione tra i vecchi antiquari ascoltare la parola Ofrush. Non lo sapete che cosa significa? No? Mo ve lo spiego io, per chi non lo sa, state passando con calma, eh. Per chi non lo sapesse, o fruscio è un sostantivo che deriva da un proverbio, scart frusch e piglia primere, che si riferisce ad un'esperienza in cui si abbandona una situazione nella speranza di trovarne una migliore, ma si finisce invece in una situazione ancora peggiore. Eh. Ma a Napoli ci sono stratificazioni di tutti i tipi, culturali, architettoniche, urbanistiche, linguistiche. Non è raro, per esempio, entrare nel centro antico, guardare un edificio e man mano che alziamo lo sguardo vediamo un frammento di epoca romana, un frammento medievale, un frammento rinascimentale, uno dell'Ottocento e qualche superfetazione degli ultimi anni, perché negli ultimi anni abbiamo sempre inguaiato tutte cose. E così è anche con la lingua. Tante volte questo sostantivo fruscio è confuso con un verbo da cui sembra derivare, ma non è così. Il verbo è frusciare. Frusciarsi è un verbo napoletano davvero rinomato e peculiare, come tanti lemmi appartenuti alla lingua partenopea. Anche in questo caso l'etimologia non è del tutto certa, non si capisce buona da dove derivi. Il verbo frusciarsi viene usato per riferirsi a un individuo che esalta la sua persona, che si dà delle arie, che si pavoneggia in una specifica situazione. E frusciarsi potrebbe derivare dal verbo intransitivo italiano frusciare. Frusciare è una voce, come dire, onomatopeica che si lega alla produzione di frusci. Significa infatti strisciare, muoversi emanando un fruscio. Allora questo che significa? Che ci si potrebbe riferire al rumore leggero e delicato prodotto da fogli o tessuti quando si muovono o si sfregano tra di loro. E quindi si può pensare a una gonna che fruscia mentre una persona cammina. Ecco, allora frusciare, chi si fruscia fa quindi rumore, non vuole passare inosservato. L'origine invece del termine ofrush, usato come sostantivo, è diversa, è completamente diversa. Risiede in un gioco delle carte molto diffuso a Napoli nel passato antico e tuttora presente nella cultura napoletana. Un gioco d'azzardo, quasi un antenato del poker, il cui punteggio più alto era chiamato appunto fruscio, quattro carte dello stesso seme, seguite dalla primera, valutata con lo stesso criterio che oggi si valuta la primera nella scopa. E insomma, un vero e proprio antenato del poker che si giocava a Napoli nelle taverne già nella fine del Cinquecento e si dice che uno dei giocatori più accaniti di questo gioco era un ragazzo milanese, un tipo eccentrico, che era un abituale frequentatore di questi ambienti di giocatori d'azzardo, di prostitute, nella Napoli dei primi anni del Seicento. Capite chi era? Si chiamava Michelangelo Merisi, questo giovanotto, ma lo chiamavano tutti Caravaggio, perché veniva da Caravaggio. Tante volte nel gioco di queste carte, che prevedeva di poter cambiarle durante il giro nella speranza di prendere una combinazione più alta, il giocatore scattava quello che aveva in mano, per esempio il fruscio, nella speranza di poter prendere la primiera, la combinazione con un punteggio più alto. Invece si ritrovava con quattro carte con un valore più basso di quello che aveva, da cui il detto scarta fruscia e piglia primera. Ed è praticamente impossibile che a un napoletano doc almeno una volta nella vita non sia capitato di pronunciare questo antico detto, scart fruscia e piglia primera. La metafora utilizzata sottolinea il concetto di passare da una situazione negativa, scartare il fruscio,
e sperare di ottenere qualcosa di migliore, pigliare la primera, ma invece si finiva per ritrovarsi in una situazione ancora peggiore. Ecco, ma veniamo al gergo degli antiquari. I vecchi antiquari, come di solito hanno fatto con il loro linguaggio, con il loro gergo, hanno fatto proprio questo lemma, questo sostantivo, o fruscia. Quando nelle loro botteghe, per esempio, entrava il cliente che pensava di essere più competente dell'antiquario, di fregarlo con la sua conoscenza, perché è un uomo colto, leggeva, studiava, e poi era ricco e quindi collezionista di antichità, l'antiquario che ne sapeva una più del diavolo metteva in bella mostra un oggetto che sembrava ma non era, nel senso che, per esempio, era un rifacimento dell'Ottocento di un prezioso manufatto settecentesco, che ne so, una maiolica, una porcellana, per esempio, e faceva finta di non sapere nulla. Il cliente, convinto di saperne più dell'antiquario, pensando di fare il grande affare della sua vita, lo acquistava subito ad un prezzo molto molto inferiore, senza svelare ciò che lui aveva visto in quell'oggetto all'antiquario, pensando di fregarlo, senza sapere che si portava a casa un oggetto per il valore di quanto effettivamente l'aveva pagato e non una cosa molto più preziosa. In quel caso il cliente acquistava un fruscio. Avete capito? Creo fruscio. Arrivederci, state buoni.